fondi non comunali, quindi non dei soldi dei vicenesi, ma fondi che appartengono ad altri comparti istituzionali. Ebbene, quelle opere andranno avanti, ma noi abbiamo 3 priorità. Una, la polizia municipale. Noi abbiamo un bisogno di riorganizzare, razionalizzare il lavoro della polizia municipale. È un impegno che mi viene chiesto dai cittadini. Voglio ringraziare le forze dell'ordine della città perché hanno sopportato momenti di tensione anche elettorale, ringrazio la polizia municipale per quello che ha fatto, ma occorre in un momento di crescita di questa città creare idee nuove, pensare a formule organizzative che rendano più efficiente la polizia municipale di Vicenza. Questa è una priorità che mi viene chiesta da tutti i cittadini. Seconda priorità, ho fatto tanto per salvare le casse comunali dal fallimento Vigilie, da una gestione che è stata spesso anche clientelare in anni passati. La responsabilità di tutti quanti, io non mi elimino, però accanto a me quegli assessorati, voi sapete, erano di altri partiti, avevo dei condizionamenti politici, oggi che ci siamo liberati da questi condizionamenti non abbiamo più pretesti. L'igiene urbana va riorganizzata, ho chiesto subito un appuntamento perché io in campagna elettorale non parlo con chi gestisce i servizi pubblici e non li chiamo presso i miei uffici o presso i miei studi, siamo abituati ad autofinanziarci, ma la riorganizzazione dell'igiene urbana è un fatto importante per una città turistica. Abbiamo visto che ci sono retaggi che non possono più essere continuati. Dobbiamo avere il coraggio fino in fondo di quel cambiamento che ci ha chiesto la città. Terzo settore importante, dovremo creare, perché anche lì avevamo dei freni, oggi non abbiamo più da guardare in faccia nessuno se non i cittadini. Grazie Viceglie per avermi dato un mandato forte e libero anche per cambiare le manutenzioni della città. Dobbiamo essere più vicini alle manutenzioni, più pronti, più spediti, e chiederò al dirigente dell'ufficio tecnico di attivare una task force, una razionalizzazione, una riorganizzazione per rendere più celere il settore delle manutenzioni. Gli alberi da potare, tutte quelle cose dalle buche per strada, sappiamo che non è facile, ma ci dobbiamo tentare, dobbiamo sforzare.